Stefano, buon pomeriggio, ben trovato. Luca, buon pomeriggio radioascoltatori. Allora, io vorrei innanzitutto partire un po' da quella che è la tua storia per quelli che magari ancora non hanno avuto modo di sentirti o non ti hanno visto, insomma, a Castrocaro. Ecco, da dove nasce, o meglio, quando nasce l'artista Stefano Corda e qual è stato il tuo cammino che ti ha portato poi ad arrivare fino a Castrocaro? Ma io, Luca, nasco all'età di 5-6 anni con le prime esperienze piccole. Quindi giovanissimo proprio. Sì, giovanissimo, primi concertini a scuola, poi ho avuto contatti con un professore di musica che aveva una scuola da Stemini, da lì poi me lo sono ritrovato alle medie come professore di musica, ha creato dei progetti. Me lo sono ritrovato, è bellissimo, no? Sì, perché è stato un collegamento bellissimo, perché lui, nonostante io non frequentassi la sua scuola di musica quando ero appunto piccolo, mi invitava sempre ai suoi concerti di fine anno per cantare, e poi quando sono arrivato alle scuole medie era il mio professore di musica e da lì ha fatto diversi progetti, tra cui Omaggio a Fabrizio De André, e da lì la cosa è durata per tanti anni, quindi il mio grosso bagaglio lo devo anche a lui. Ecco, vedi, quindi ti ha allevato in un certo senso e tu seguivi tantissimo, fino ad arrivare poi al One Song che mi ha appunto fatto avere il premio della critica, che comprendeva appunto la partecipazione al Master di Castrocaro, e da lì, Luca, si è svolto il tutto, il passaggio in finale, prima della finale la semifinale che ho vinto, aggiudicandomi appunto l'ingresso diretto alla finale di Castrocaro sulla Rai. Con Pupo, oltretutto, che abbiamo visto, insomma, un Pupo emozionatissimo perché quando ha a che fare con i giovani talenti, ha persone come lui, è certo, che fanno parte della storia della musica italiana, perché tutto si può dire anche di Pupo, però alla fine i successi li ha fatti anche lui con la musica, quindi senz'altro gli brillano gli occhi perché vedere così tanti giovani talentuosi. È una persona umanissima, devo veramente dire, una persona artisticamente eccellente, ma poi veramente di un'umanità spaventosa. Immagino, tende a trapelare un pochettino da quella che è l'immagine, ma poi anche nel dietro le quinte senza dubbio tu hai visto un altro Pupo ulteriore, cioè non soltanto il Pupo cantante o il Pupo presentatore, ma anche il Pupo umano, un pupetto, diciamo. Una persona a tutti gli effetti, non è solo un conduttore, un cantante, è proprio una persona a tutti gli effetti. Senti Stefano, raccontaci un po' invece in merito a Castrocaro come hai vissuto tutta l'atmosfera, insomma, stare lì poi in diretta in Rai, raccontaci un po' la tua impressione. Ma guarda, io, Luca, ero in una favola, nel senso che comunque è veramente un mondo bellissimo, dove comunque provi emozioni in tutto quello che fai, a svegliarti la mattina, a sapere che devi andare su quel palco, anche solo a fare le prove, lì ti sembrava sempre di essere nel pieno dello spettacolo, nel pieno della diretta, era tutta un'emozione, anche provarti i costumi, le conferenze stampa, è proprio un'emozione dietro l'altra. Comunque per noi cantanti sono cose veramente importanti. Hai potuto toccare con mano il mondo dello show business, diciamo così, e il mondo di queste grandi manifestazioni che, ricordiamo comunque nel caso di Castrocaro, è una manifestazione che fa da precursore un po' a tutti i talent show di oggi fondamentalmente. Viene un po' bistrattata, forse viene messa un po' da parte e molti non la considerano e non le danno la giusta importanza. Bravo. Però Castrocaro effettivamente... ricordiamoci che è secondo ancora a Sanremo come concorso nazionale. Assolutamente. Che venisse riscoperto come si deve. Giustamente. Senti Stefano, parlaci dei tuoi progetti ora da Castrocaro, che strade si aprono per te, oppure quali continuerai a intraprendere portando come bagaglio in più questa grande esperienza. Raccontaci un po' quali saranno i tuoi progetti futuri. Sicuramente uno dei progetti più futuri, più imminenti, è continuare a lavorare a dei brani e quest'anno presentarmi anche all'Accademia di Sanremo. E poi c'è in progetto la seconda edizione del One Song, appunto, dove io l'anno scorso ho vinto il premio della critica e quest'anno mi vedrà agguerrito più che mai. Sì, no, ma anche perché io quest'anno sarò co-conduttore e poi mi vedrà impegnato come vocal coach. Ah, ok, quindi non partecipi, diciamo, alla seconda edizione, non in veste di concorrente. No, anzi, siamo alla ricerca di nuovi concorrenti, di nuovi cantanti,
quest'anno mi divertirò anche io a organizzare il tutto e voglio proprio affiancare le nuove promesse coloro che vorranno parteciparvi. Bene, bene. È possibile raggiungerti tramite Facebook, ovviamente, immagino. Sì, ho anche la pagina ufficiale, chiamiamola così, Mhm. che sta ottenendo dei buoni risultati. Sono felicissimo e colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che comunque mi stanno sostenendo, a partire dai familiari, amici e anche inaspettatamente veramente tante persone da che ho fatto Castrocaro che non conosco, di tutta Italia, che veramente mi stanno dando delle soddisfazioni immense. Perché evidentemente hai lasciato dentro di loro un segno, hai lasciato qualche emozione, allora Evidentemente sì, e veramente sono contentissimo di questa cosa, è veramente una bella cosa, un bel riscontro. ed è giusto così, vedrai che saranno sempre di più. Stefano, noi non possiamo far altro che farti i complimenti per tutto ciò che è stato il tuo cammino fino ad oggi e augurarti in bocca al lupo per il futuro. Speriamo di passare presto anche insomma tutto il tuo nuovo album che è in lavorazione, non vediamo l'ora davvero, e poi magari ci risentiremo anche più avanti quando ci saranno le novità discografiche, magari verrai a presentarle qua anche in radio. Va bene, Stefano? Lo auguro. Un Va abbraccio, bene. in bocca al lupo per tutto. Era Stefano Un abbraccio. Corda. Saluti a tutti, ciao.